Gli do come titolo a sto video che salti in alto, i salti in alto d'un queue. Questo propriamente detto perché è il salto a 2,25 al secondo tentativo con cui Matteo Sioli, che compierà fra poco i 20 anni, quindi non ancora ventenne ufficialmente, ai campionati del mondo assoluti che si stanno svolgendo a Tokyo, come penso saprete, questo ragazzo nostro concittadino di Paderno Dugnano si è qualificato per la finale e oggi, ormai lui la Tokyo è già ieri, anche se noi siamo quasi al termine della giornata, comunque ha compiuto questa impresa, tra l'altro su 4 italiani ammessi alle eliminatorie lui si è riuscito a qualificare e questo è stato un salto in alto molto importante per lui e per tutta la squadra italiana. Eccolo qua Matteo durante l'intervista rilasciata alla giornalista dopo il suo salto e quindi apprezziamo molto questo salto di Matteo. Ma in qui sta un altro nostro giù in che la fa un salt, eccolo, è fra Michele Domenico Martino che ha incominciato, ha fatto la prima professione religiosa nell'ordine dei frati predicatori, cioè i domenicani, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, che tutti penso conoscerete, la famosa chiesa presso la quale si trova anche l'ex refettorio dei frati, dove è conservata la celeberrima Ultima Cena di Leonardo da Vinci. E in questa chiesa si è svolta appunto la messa con la prima professione di fede di lui e di altri quattro giovani. Ecco, ciascuno a suo modo ha fatto un salto. Matteo ha fatto un salto importante per la propria vita, per la propria attività sportiva. Michele ha fatto un salto anche lui per la propria vita. Tutti e due segni delle capacità che le persone hanno, dei doni che hanno ricevuto da Dio, di quello che possiamo fare. Questa è Santa Maria delle Grazie illuminata a sera, anche questo grande capolavoro dell'arte italiana. E che dire, questo mi viene in mente la canzone dei Gen, conosco un'altra umanità, questa è l'umanità che ci fa sperare. Grazie Matteo, grazie Michele e ciao a tutti.